Tra le numerose celebrazioni nei 21 comuni della Valle del Belice, per ricordare l'anniversario del terribile terremoto, spicca la protesta del comune di Santa Margherita, che ha tenuto una seduta del Consiglio comunale a Piazza Montecitorio, luogo politico per eccellenza di proteste eclatanti. Detto chiaramente quali sono le ragioni, che noi non ci stiamo più a parlare di ricostruzione incompleta, che vogliamo che finalmente si scriva la storia vera del Belice, che non è una storia di sprechi, che non è una storia di disamministrazione, ma che è invece una storia dove lo Stato ha dimostrato una grande disattenzione e una grande superficialità. Noi siamo qui a Piazza Montecitorio per fare sentire la nostra voce. Lo facciamo con garbo, lo facciamo con educazione, ma lo facciamo con la forza e la tenacia di chi vede ancora dopo 51 anni un diritto negato. L'iniziativa simbolica ha avuto il supporto del presidente della regione Nello Musumeci e di Maria Grazia Cucinotta, testimonial della Sicilia nel mondo. La regione siciliana è al fianco dei cittadini di Santa Margherita, ha detto Musumeci, al sindaco del comune agrigentino. A tutto il Consiglio comunale va la vicinanza del mio governo, con l'impegno a fare tutto ciò che sarà possibile a difesa delle loro legittime aspettative in una battaglia di civiltà e giustizia sociale. Una nutrita rappresentanza di consiglieri comunali amministratori è arrivata a Roma con in testa il presidente del Consiglio comunale Francesco Ciaccio insieme al sindaco Franco Valenti. Un'iniziativa che vuole essere un forte segnale della comunità di Santa Margherita per mettere fine al lunghissimo capitolo della ricostruzione e per chiudere una ferita che fa ancora male. Un intero quartiere nel centro belicino è ancora senza opere di urbanizzazione. In un paese di 6.400 anime ci sono ancora 200 famiglie che vivono in una sorta di baraccopoli senza fognature, acqua pubblica ed illuminazione. Ci fa soffrire, dice il sindaco Valenti, che il Belice sia indicato come luogo di spreco, dove fondi non sono stati spesi bene. Lo Stato in oltre mezzo secolo è stato assente e latitante e anche quest'anno la legge di bilancio si è dimenticata di noi. La speranza è che le istituzioni ci aiutino con il progetto e che le opere più urgenti come strade e fognature possano essere poi finanziate dallo Stato per dare dignità al territorio. Il prossimo obiettivo è istituire un tavolo tecnico con il Ministero delle Infrastrutture per le opere di urbanizzazione.